Come avevo detto già l'altra volta, diciamo subito riprendere questa partita, vista la brutta sconfitta in casa dell'Admaiora. Sono punti importanti che per il momento dico contro una diretta avversaria per il play-out, anche se abbiamo comunque 9 punti adesso di distanza, però comunque bisogna fare più punti possibili perché il nostro obiettivo era sicuramente mantenere la categoria. Poi piano piano comunque stiamo andando bene e ci ritroviamo adesso a 12 punti e siamo comunque nelle prime 6, quindi cerchiamo comunque di tenere pure quel ritmo. Oggi devo dire mi dispiace per il Cottini che ho saputo che non erano tutti titolari, cioè ma hanno moltissime assenze e poi vabbè visto comunque il loro organico comunque era rimaneggiato, visto noi che comunque eravamo con tutto che mancava Vaccini comunque eravamo al completo e abbiamo posto la gara sin da subito chiudendo il primo tempo. Posso? Oggi i cambi sono stati giusti, il minutaggio giusto, quindi non ci possiamo lamentare, è andato tutto come doveva andare, ma pure già dall'altra partita. E sì, oggi dai. Oggi il mister e il vice mister sono andati più che bene. Beh, non è meglio e non è peggio, perché comunque tanto prima o poi doveva toccare anche a noi. Certo, se continuiamo con le partite in campionato sarebbe stato meglio, però va bene anche così. Adesso credo che daremo spazio di più ai ragazzi che ancora non sono comunque scesi in campo, quindi non hanno minutaggio, però va bene anche la sosta, dai.